sono volute 7 lunghe ore per despolettare la bomba americana da 1000 libbre della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta a Cismona durante dei lavori di scavo. 7 ore durante le quali Old Lady ha tenuto con il fiato sospeso tutta la Val Brenta. All'opera per rendere innocuo il grosso ordigno bellico, i militari dell'8° Reggimento, genio guastatori paracadutisti della Folgore di Legnago. Siamo riusciti a eliminare il primo organo sensibile della parte posteriore, quindi di coda, e adesso da 10 minuti abbiamo terminato con il secondo intervento ancora più delicato per l'eliminazione del secondo organo sensibile di testa. Attivato il COC presso l'ex municipio di Vastagna, presente il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello assieme ai vertici provinciali delle forze dell'ordine. Si sta utilizzando un macchinario particolarmente complesso e delicato che si chiama Swordfish, che con un sistema di acqua a pressione miscelato a sabbia taglierà la parte antistante dell'ordigno, che peraltro è stato battezzato Old Lady, veramente in condizioni di vecchiaia evidente, e per despolettare appunto la parte anteriore, che era anche quella più ammalorata. L'ordigno all'interno ha 400 kg di esplosivo ad alto potenziale, quindi è una creatura nata per fare male e potenzialmente potrebbe farlo ancora, quindi c'è molta attenzione. Tutta la cittadinanza si è resa compartecipe dell'evento, quindi ha capito l'importanza di seguire le istruzioni che sono state date, e tutte le forze dell'ordine, la protezione civile e tutte le organizzazioni che sono state messe in campo stanno lavorando in maniera ottimale. A rallentare le operazioni di disinnesco a un certo punto della mattinata la presenza dentro l'area rossa di un residente che è stato prontamente allontanato dai militari. Nel pomeriggio poi le spolette sono state fatte brillare direttamente sul posto a Cismona, mentre Old Lady ha viaggiato lungo la Valsugana fino a raggiungere la cava di Cavico a Rossano Veneto per il brillamento.